Grazie Presidente, per annunciare anch'io il voto a favore della soppressione di questo comma e ribadisco la necessità di bocciare l'intero articolo e anche questa legge che nasce chiaramente per soddisfare quelli che sono gli interessi estranei ai sardi. Rispetto all'edilizia scolastica c'è da dire che, come è sbagliata la proposta dell'aumento volumetrico nell'edilizia privata, è sbagliato pure per l'edilizia pubblica, visto e considerato che alla stessa scuola sarda manca tutto tranne che i luoghi dove esercitare l'istruzione, per cui l'attenzione della politica rispetto alla scuola deve essere tutt'altra e non per aumentare gli edifici. Abbiamo edifici addirittura in abuso numericamente qui da noi, come lo sono gli appartamenti. Ci sono 4 appartamenti per cittadino sardo e edilizia pubblica ne abbiamo a bizzeffa, peccato che sia in stato di abbandono. Quindi il primo intervento da fare sull'edilizia scolastica è quello di intervenire sull'esistente per recuperare palazzi fatiscenti che mettono a rischio gli stessi alunni che frequentano. Per cui io credo che questa sia una proposta che, come tutte le altre, una proposta che avrà le gambe corte, non andrà molto lontano, per cui io direi anche di non proporre degli emendamenti offensivi o dei commi offensivi. Quindi bocciamo l'emendamento.